Big match di giornata tra due teste di serie per la sesta di campionato di seconda categoria Girone C. Il Voltri in maglia rossa è secondo in classifica con 11 punti e ospita la capolista Torriglia in maglia bianco-azzurra che di punti ne ha 13. Passano 12 minuti e c'è la prima occasione per il Torriglia. Fornari pronto devia in angolo ed è proprio dalla bandierina che arriva il gol per gli ospiti con Andriello che diretto in porta va a segno. La risposta del Voltri arriva alla mezz'ora con Rizza che batte una punizione dal limite. Il vento è contro e la palla si staglia prima sulla barriera e poi viene allontanata da Bernini. A 5 minuti dal termine del primo tempo ancora in attacco il Voltri, con Rizza sempre in avanti, ma è Valeri che mira la rete trovandone l'esterno. Sul risultato di 0-1 si passa al secondo tempo, con le immagini e il montaggio di Mattia Ciafardo e dopo 9 minuti il Torriglia è in avanti e ci prova con Barbieri, decisamente non centrato il tiro del numero 9. Provano al 23esimo a sfruttare un calcio di punizione i padroni di casa, ancora Rizza sulla palla, ma la conclusione non impensierisce Bernini. Quando mancano 10 minuti al termine il Torriglia rimane in 10 uomini, espulso per somma di ammonizioni Mangini. Immediatamente dopo pericoloso il Voltri, dalla distanza sfiora l'incrocio dei pali Preto. Sul finale ancora il Voltri vicino al pareggio, è Magri che di testa manda troppo in alto il pallone servito da Rizza. A pochi secondi dal termine brivido per il Voltri, inarrestabile Rizza ci prova ancora, si difende in qualche modo Bernini e anche se il pallone sembra entrare, Gaggini di Novi Ligure non assegna il gol. Questa mattina il Voltri rimedia alla sua prima sconfitta, mentre il Torriglia si assicura la vetta della classifica. Il risultato più giusto sarebbe stato però un pareggio.